per noi, per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, per Giovanni Manildo, le elezioni regionali sono una cosa seria. Vedendo il dibattito che fanno quelli del centrodestra, infatti, più che un appuntamento fondamentale per la democrazia della nostra regione, per i diritti e i doveri dei cittadini del Veneto, sembra un accordicchio, una spartizione di poltrone che devono arrangiarsi a fare a Roma. Noi invece l'abbiamo detto fin dall'inizio, per noi questo è un appuntamento fondamentale. È diretta Vanessa Camani, noi siamo pronti, dice, e il PD Veneto lancia la sua sfida per le regionali del prossimo autunno. Dopo la direzione provinciale del partito a Padova, ecco i nomi dei candidati che sosterranno la corsa di Giovanni Manildo. Sono stati decisi infatti 8 dei 9 nomi che comporranno le liste provinciali per il Partito Democratico Padovano. Oltre alla capogruppo uscente Vanessa Camani, anche il vice sindaco e assessore Andrea Micalizzi, che dopo 25 anni abbandona la politica comunale per cercare uno scranno a Venezia. Mi candido alle elezioni regionali, ringrazio chi mi ha sostenuto e incoraggiato in questa scelta. Lo faccio perché dalla regione si possono fare tante cose importanti per il nostro territorio, per la nostra città e per la nostra provincia. A scendere in campo, oltre ai due big, anche la segretaria provinciale ed ex sindaca di Urbano, Sabrina Doni, legata all'area cattolica del partito. Anche un altro ex sindaco sarà presente in lista. Si tratta di Luciano Sguotti, già primo cittadino di Conselve. Non solo amministratori locali però, perché presente in lista anche Virginia Libero, 28 anni, per 7, rappresentante degli studenti in senato accademico. Intanto noi abbiamo scelto di tentare di fare una lista competitiva raccogliendo le migliori energie e risorse del partito e anche vicino esterne al partito, perché fa parte degli impegni che ci siamo presi, cioè fare una lista che racconti la complessità, la pluralità della nostra comunità politica. Ognuno farà la sua corsa, il vice sindaco di Padova è sicuramente una figura autorevole che ringraziamo per essersi messa a disposizione, ma poi insomma il mio slogan è sempre quello di invitare a votare una donna, quindi intanto pensate a votare una donna alla capolista e poi Andrea sicuramente è un'ottima spalla. Se Micalizzi dovesse riuscire ad essere eletto, si aprirebbe anche la corsa per la sua successione in comune a Padova. Per il ruolo di vice sindaco il nome più accreditato è quello di Antonio Bressa, attuale assessore al commercio, mentre per l'assessorato ai lavori pubblici si fa il nome dell'ex segretario PD Veneto e già sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Bisatto. Queste sono scelte, ripeto, che faremo insieme, le farà il sindaco, perché poi è il sindaco che distribuisce le deleghe, e io penso che qui a Padova continuerà a lavorare una squadra forte, una squadra determinata che continuerà ad avere tutto il mio sostegno. L'unico dubbio che ora resta è la data delle elezioni che, secondo rumors, potrebbero essere il 16 o il 23 novembre prossimi. Mentre gli altri non ci dicono ancora quando si voterà, noi siamo pronti. Abbiamo il nostro candidato presidente che ha unito una coalizione molto ampia di centrosinistra. In questi giorni si stanno completando anche le liste nelle circoscrizioni provinciali e per quanto riguarda Padova ho l'orgoglio, l'onere anche di rappresentare e guidare la lista del Partito Democratico nella città di Padova e nella sua provincia.